Bene, signore e signori, buonasera e benvenuti al Filò delle Agane. Questa sera sentirete musiche, racconti, storie, leggende e passerete con noi un po' di tempo sulle ali un po' di quella che è la nostalgia di anni ormai trascorsi e ripassiamo un po' quella che era la storia anche della nostra gente. Cominciamo subito con un pezzo musicale e poi andremo avanti alternando racconti e musica. Prego. La prima storia di questa sera è ambientata proprio qui vicino, nelle Dolomiti friulane, e risale ad alcuni secoli fa. Erano tempi in cui comunque c'era tanta fame e tanto bisogno di lavoro, per cui molto spesso gli uomini partivano e stavano via molto a lungo, e quindi alle donne toccava badare ai lavori di casa, badare agli anziani, allevare i bambini e oltre a questo anche dar da mangiare agli animali e vedere un po' di tutta l'economia della casa, perché ricadeva tutto sulla loro responsabilità. E quindi molto spesso c'erano delle famiglie in cui la donna lavorava e oltre, come si diceva, a vedere della famiglia aveva anche qualche animale. In questo caso, nel caso di questa nostra storia, questa donna aveva anche due mucche da mantenere e non aveva appezzamenti di terreno nella zona intorno a Maniago dove lavorava, per cui doveva andare a sfalciare su fino in alta montagna, andava a sfalciare l'erba, la faceva seccare e dopodiché la riportava giù a valle, la portava giù nella stalla su questa gerla, e quindi con questo grande peso scendeva piano piano lungo i sentieri di montagna, stando ben attenta a non farsi del male. E questo lo doveva fare molto spesso, quasi ogni giorno. E succede un giorno in cui questa donna, che aveva lavorato tutta la giornata in pratica a raccogliere il fieno, stava scendendo con questa gerla pesantissima, stracolma di fieno, stava scendendo giù su questo sentierino impervio, andando piano piano e stando ben attenta dove appoggiava i piedi, perché rischiava veramente di cadere lei e il suo carico. A un certo punto vede uscire una grossa salamandra, esce dal lato della strada e piano piano le attraversa il sentierino, e si vedeva che questa salamandra era ingrossata, era grossa perché stava per partorire. E a un certo punto la bestiola si ferma in mezzo alla strada perché si vedeva che le mancava anche il fiato,
E allora la donna si appoggia a una roccia, a un sasso, si toglie la gerla, si mette in ginocchio e accarezza la bestiola e le dice: oh poverina, vedo che stai per partorire, so che c'è sofferenza a fare questo, mi dispiace per te, mi dispiace anche che non posso fare niente per aiutarti. Detto questo, immediatamente la salamandra scompare e al suo posto appare una bellissima donna tutta vestita di bianco e con una chioma nera. Era una donna veramente molto molto bella. La signora, ovviamente, che conosceva le tradizioni della nostra gente, capisce subito che si trova davanti a una gana e questa gana la guarda sorridendo, le allunga una mano per aiutarla ad alzarsi e quando sono lì che si guardano, la gana ringrazia la donna e le dice: guarda, hai avuto un pensiero veramente gentile, veramente generoso nei miei confronti. Per ricompensarti di questa tua generosità e di questo cuore così grande che hai, io ti regalo questo gomitolo e tu lo userai per tenere caldi i tuoi bambini e tenere calde le persone della tua famiglia. Era un gomitolo che era poco più grande di un'albicocca e quindi la donna lo prende riconoscente, ben contenta, ma guardandolo pensa: sì, con questo sì, no che farò un calzino per il mio bambino più piccolo. Però comunque era contentissima della cosa, la mette in tasca, riprende la sua gerla e poi riscende verso casa, scarica il fieno, dà da mangiare agli animali, poi dà da mangiare a tutti in casa, mette a dormire bambini e nonni e dopodiché, visto che per le nostre donne il tempo non è mai sufficiente, la sua giornata non era ancora finita, si siede su una sedia e comincia piano piano a sferruzzare da questo gomitolino che era molto bello e molto colorato. E lì comincia a sferruzzare, intanto pensava già ai lavori che doveva fare il giorno dopo, va avanti, sferruzza, va avanti. A un certo punto si accorge che questo gomitolo non finiva mai, aveva fatto già i calzini, poi il giorno dopo ha fatto maglioncini, ha fatto altre cose sempre per i nonni, anche per i bambini, e questo gomitolo non finiva mai, era sempre lì uguale, era sempre di questa grandezza, era sempre grande come un'albicocca. Si dice che questa donna abbia così cambiato il corredo un po' di tutta la famiglia, che anche negli anni successivi abbia sempre da questo gomitolo ricavato tanti vestiti. Quando poi è diventata troppo vecchia ha lasciato a una nipote questo gomitolo e ancora oggi si dice che a Maniago ci sia una donnina che di giorno e anche di notte sferruzza e prepara dei lavori per i suoi nipoti e per la gente povera che gliene chiede in aiuto. E il gomitolo è sempre quello, il gomitolo della Gana. Il Signore e San Pietro amavano molto scendere un po' in mezzo alla gente, perché da lassù non è che vedessero proprio bene tutto quello che succedeva.
Era un po' come usare Google Earth, no? Quindi resti sempre un po' in alto, non vedi bene le distanze, le cose. E quindi a loro piaceva, si mettevano un cappellaccio in testa, una mantella e via che scendevano a camminare in mezzo ai nostri paesi. E amavano soprattutto il Friuli, perché questa è una terra un po' strana e a loro piaceva questa nostra gente. E anche questa volta erano scesi, come già tante volte prima, e anche alcune dopo, perché ve ne racconterò magari anche un altro paio. Si sono ritrovati in un paesino della Carnia, ormai faceva freddo, era quasi buio, e il paesino cominciava proprio, erano proprio le prime case del paese, e allora si guardano in giro e vedono che sulla destra, un po' in basso, c'era una casetta che era piccolina ma era un po' malmessa, le tegole erano scomposte, c'era l'anta di una finestra che cominciava a ballare, la porta che piano piano si muoveva, insomma si vedeva, era una casa povera e anche un po' trascurata, mentre dall'altra parte sulla sinistra in alto c'era una casa bella, proprio ben fatta, appena dipinta, si vedeva, aveva comignoli grossi, proprio vedevi le ante belle anche delle finestre, si vedeva proprio, era una casa ricca e si vedeva che stavano bene. Allora il Signore dice a San Pietro, senti, vai su lì, chiediamo magari se per stanotte hanno un piatto di minestra o hanno un letto dove farci dormire o qualcosa, insomma, vediamo un po'. San Pietro tutto contento perché a lui piaceva mangiare bene, prende la stradina e va su, non fa neanche in tempo a bussare alla porta che si apre uno spioncino e appare la voce di una donna arrabbiata che comincia subito, via di qua, io non conosco, non sai qui cos'è, via, io ne voglio di stare, non sai qui cos'è, via, ne voglio di nessuno, pum, richiude. San Pietro torna giù, dice, ma mi sa Signore che qui stasera non mangiamo granché, proviamo lì sotto, dice il Signore. Arrivano alla porta, la porta era aperta e da dentro sentono una voce dal fondo che dice venite avanti, venite, sono qua giù in fondo, sono in cucina. Era una vecchina che era lì che stava girando la minestrina sulla stufa, appena li vede arrivare prende altri 2 piatti, li fa accomodare e poi quando versa la minestra il Signore si accorge che mentre per loro 2 riempie il piatto proprio fino al colmo, per sé la donnina tiene appena giusto un filo di minestrina per fare compagnia. E i 3 mangiano, intanto chiacchierano sul tempo, sulle cose, un po' di cose tranquille e alla fine la donna dice adesso potete anche andare su a dormire, andate su in camera, c'è la mia camera su, ho già messo il prete in fondo al letto, voi sapete che una volta si metteva lo scaldino, no? Che era chiamato il prete, voi lo trovate su e io intanto dormo qui sulla poltrona, no, fa il Signore, insomma siamo 2 uomini, noi restiamo qui a dormire, vai pure su tu a dormire nel tuo letto, no, fa lei. L'ospitalità è sacra, io non so chi siete voi, magari potreste essere anche 2 persone importanti, per me va benissimo così, quindi per stasera siete miei ospiti, andate subito su in camera e io dormo qui. I 2 insistono ancora un po', ma alla fine si accorgono che non è più possibile, quindi vanno su a dormire. La mattina successiva alle prime luci dell'alba scendono giù e la nonnina era già lì che stava scaldando il latte, stava preparando per loro, aveva anche un pezzo di pane per entrambi, quindi fanno colazione tutti e 3 e poi i 2 si incamminano, escono dalla porta, si incamminano sulla stradina e quando sono su il Signore si volta e dice alla vecchina, per ringraziarti della tua ospitalità, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati la ripeterai per tutta la vita. Donnina non è che capisca molto, sì, va bene, andate pure tranquilli, intanto invece mandi, però si accorge che ormai aveva dato fondo a tutto quello che aveva in casa e quindi va nel portamonete per prendere qualcosa per andare a fare un po' di spesa, prende 3 monete, ne trova altre 3 e da lì poi noi sappiamo che questa donnina in pratica non ha più avuto problemi di soldi, ma ha aiutato tutta la gente povera del paese, ma la cosa più importante è che la vicina di casa, quella rabbiosa, aveva guardato dalla finestra e si era accorta di quello che era successo. Allora si fionda subito dietro i 2 viandanti, finalmente li raggiunge trafelata, arriva lì, si mette in ginocchio, mi dovete scusare, io ieri sera avevo un mal di testa, io sono sempre così ospitale, io do da mangiare a tutti, accolgo sempre tutti, io voglio bene a tutti, ma mi dovete scusare, ma veramente era lì con le lacrime agli occhi. San Pietro colpito, dà di gomito al Signore, sì, dice il Signore, va bene. Dopo un po' le dice, dai, stai tranquilla, mi dovete fare una promessa, dice la donna.
se passerete ancora da queste parti, venite a trovarmi e sarete miei ospiti. Passa qualche settimana e guarda caso i due viandanti tornano proprio in quelle contrade e allora San Pietro, che si ricorda subito le cose buone da mangiare, dice al Signore: senti, ma se andiamo su in quella casa la signora ci ha promesso una buona cena, una bella ospitalità. Sì, dice il Signore, andiamo su. San Pietro arriva lì, non fa neanche in tempo a bussare che si spalanca la porta e trovano una tavolata imbandita, trovano di tutto da mangiare, proprio bruade, musette, salam, ma di tutto proprio, tutto quello che si potevano aspettare. Fanno una mangiata pantagruelica, sono belli sazi, alla fine arriva anche il grappino che il Signore rifiuta, ma San Giuseppe ne beve 2, poi via su in camera, addirittura avevano una camera a testa, quindi vanno su in camera, si fanno una bella dormita. La mattina successiva, alle prime luci dell'alba, la signora si cala giù in cucina e comincia a preparare la colazione, ma aveva anche paura che i due le scappassero via senza darle niente, allora comincia a fare la spola fra la porta e la cucina e la porta, la cucina e la porta, la porta e la cucina, e intanto passano le ore perché i due non scendevano e lei continuava intanto ad andare su e giù. Finalmente, quasi a mezzogiorno, i due si alzano, belli, sbarbati, tranquilli e felici, si fanno una bella colazione insieme a lei e poi prendono la stradina per andarsene via, e quando sono a metà strada la signora da dietro dice: ma scusate, dimenticate niente? San Pietro: no, fa. E il Signore si volta e le dice: guarda, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati la ripeterai per tutta la vita. E qui le versioni sono due, una è quella italiana che è più edulcorata, invece quella friulana diciamo che è un po' più grezza. Allora la versione italiana ci racconta che la signora, ovviamente appena ricevuto questo pensiero, questo regalo, la prima cosa che fa, comincia a chiudere le ante delle finestre dal piano terra e dopodiché va a chiudere le finestre del piano di sopra, ma mentre chiudeva le finestre del piano di sopra si aprivano quelle sotto, allora andava a chiudere quelle sotto e si aprivano quelle sopra, e si dice che sia ancora lì che va da un piano all'altro. La versione friulana invece ci racconta la verità e ci dice che la signora, già un po' avanti con gli anni, era anche un po' incontinente, aveva passato tutta la mattina a fare la spola dalla porta alla cucina per non perdere d'occhio che i due se ne andassero, se i due le scappassero, e allora la prima cosa che ha fatto si è fiondata in bagno e si dice che sia ancora lì. Per l'ansia viene sempre di merda.
Uno dei mestieri che era molto comune fino a un po' di decenni fa era quella del chiaradore, era quella del cavallante. Era una persona che faceva i trasporti e il nostro cavallante era partito da Enemonzo in mattinata, aveva portato un carico di cipolle e di patate giù, le aveva portate giù fino a Gemona, però non era riuscito a trovare un carico di ritorno e quindi leggero stava ritornando su, che ormai era tardi, ormai era già la sera avanzata, e stava tornando su verso casa. Lui di solito, quando ormai arrivava all'imbrunire, cercava sempre un riparo da qualche parte, una qualche locanda o fattoria che lo ospitasse, perché comunque era brutto andare in giro di soli di notte. Pensate a come potevano essere le strade un po' di anni fa, alcuni decenni fa, quando non c'era l'illuminazione, quando non c'era l'asfalto e quindi c'erano queste strade di campagna praticamente con due solchi e l'erba in mezzo e questi carri che andavano avanti e indietro e quindi spesso erano in mezzo ai boschi, in mezzo ai prati e quindi anche girare da soli non era poi così bello. Poi di notte, soprattutto eravamo un giorno di giovedì e lui sapeva che il giovedì dopo le 9 escono le streghe e quindi non era mai bello di giovedì notte stare in giro per i paesi. Però lui comunque si era sposato da poco, su nel cielo vedeva ormai già la luna bella bianca che stava sorgendo dietro alla Mariana e pensava alla pelle candida e morbida di sua moglie e non aveva nessuna intenzione di fermarsi su un mucchio di fieno a dormire e quindi dava i comandi al suo cavallo perché lo portasse verso casa. Voi ricordate certo i comandi come si usavano una volta, no? Il cavallo si guidava sì con due mani spesso, dando leggeri colpetti con le redini e il comando era sempre gie, 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 mentre per fermare era gie, tenendo un po' le redini, e per andare indietro invece era siruk, siruk. Questi erano i comandi che i nostri vecchi usavano tutti e dappertutto, io l'ho sempre sentito in questo modo. Allora il nostro cavallante andava avanti, gie, gie, andava su, a un certo punto ormai cominciano già a rintoccare le 9 di sera, lui si trova a Tolmezzo, voi immaginatevi quel po' di nebbiolina verso novembre, quindi tutto buio, un acciottolato come questo, lampioni solo quelli leggermente arancioni, quelli che davano pochissima luce giusto sotto di loro, per il resto tutto buio, nessuno in giro, neanche un cane, e lui con questo carro che aveva le ruote foderate con lamierino perché non si consumassero, a correre su questo acciottolato era tutto un durundundun, 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 e intanto sentiva rintoccare le 9 di sera, ma ha detto tanto ormai sono già a Tolmezzo, Villa Santina, poi sono a Enemonzo, e quindi gia questo cavallo e solo lui durundundun, passava per Tolmezzo e subito dopo Tolmezzo c'era un bosco anche abbastanza grosso, e appena entra in questo bosco la prima cosa che sente è un rivolo di sudore lungo la schiena e un brivido freddo che lo prende, una sensazione molto brutta con questi alberi neri incombenti, tutto buio e lui solo con questo suo lumino sul carro. Ancora però c'era una cosa che gli dava un po' di sostegno, gli dava un po' di serenità, era il grosso ramo di viburno che da tanto tempo aveva fissato sotto l'assale del carro e voi sapete che il viburno preserva contro gli attacchi delle streghe. E quindi lui continua, gie, a un certo punto il cavallo si blocca, fermo, non era possibile mandarlo avanti. A questo punto l'uomo prende la frusta dalla parte più leggera, più morbida, scende dal carro, passa davanti al cavallo e vede una forma nera, grossa, ma grossa, non aveva mai visto una cosa del genere, si avvicina ancora un po', sembra un grosso rospo, gli dà un colpo fortissimo col manico della frusta e questa cosa nera salta via e si nasconde in mezzo al bosco. Risale sul carro e comincia a dare il via al cavallo, gie con le redini,
ma al cavallo sembra non riuscire a muoversi, si vede che sforza proprio, fa di tutto per tirare, tira, è lì che sforza, ma il carro appena si muove va avanti, come se stesse trasportando delle pietre enormi, mentre invece era totalmente vuoto. Ed è lì che va avanti, e questo carro che si muove lento, il tempo passa e questo povero cavallo tutto schiumato ormai è lì che suda e va avanti, tira questo carro, e va avanti. Dopo a un certo punto il cavallante mette la mano sotto il carro e si accorge che qualcuno gli ha tirato il freno, libera il carro finalmente. E a questo punto non era certo stato lui a tirare il freno, ma comunque finalmente il cavallo prende un po' di velocità, riprende ad andare avanti e tira un grosso sospiro anche la povera bestia, e via che vanno avanti ancora per un po' e finalmente arrivano a Villa Santina. Ormai è mezzanotte, però l'uomo dice: sono a Villa Santina, ormai Enemonzo è subito qui vicino, devo solo attraversare il bosco, e via che passa a Villa Santina. Però appena entra nel bosco che separa Villa Santina da Enemonzo, di nuovo sente questa goccia di sudore, questo brivido freddo lungo la schiena, si guarda in giro, ma in questa oscurità non si vede assolutamente nulla, e lì con questo suo lumino si guarda in giro, va avanti ancora un po', a un certo punto vede di fianco al carro la forma di una donna che è lì tutta vestita di nero, tutta intabarrata, ed era uso a quel tempo che chiunque fosse a piedi venisse caricato sui carri, venisse dato loro un passaggio, perché era doveroso cercare di aiutare chiunque fosse a piedi. Allora l'uomo ferma il carro e dice a questa che sembrava una donna se voleva salire anche lei sul carro, perché poteva portarla fino a Enemonzo o magari a Nonta o appena più su. Da questo volto intabarrato sente una voce gracchiante che gli dice: no, io non vado da nessuna parte, ma nemmeno tu arriverai a casa stanotte. Prende la frusta, gli dà una frustata fortissima che la prende qui sul collo, questa figura nera scompare e il cavallo improvvisamente comincia a correre. Corre, lui cerca di trattenerlo, cerca di fermarlo, ma non ci riesce. Ovviamente al buio, e quindi non sa dove sta andando, con questi rami che gli sbattono in faccia, lo prendono un po' dappertutto. Arriva in Enemonzo, cerca di fermare il carro, cerca di fermare il cavallo, ma non c'è modo. Passa davanti a casa e via che sfreccia su verso la montagna, via che va lui, fermiti. Niente da fare, il cavallo va su, seguendo sentieri incredibili su per la montagna. Ormai il cavallante è sicuro che si sarebbe schiantato da qualche parte, in qualche dirupo, in qualche discesa, in qualche scoscesa, in qualche pendio, insomma da qualche parte sicuramente sarebbe caduto giù. E via che va avanti ancora questi rami che gli battono in faccia, però anche le notti più terribili alla fine devono finire. E lontano si sente il canto di un gallo e improvvisamente il cavallo si blocca. L'uomo al primo albore, proprio alle prime luci, vede intorno a sé ancora tutto il bosco e proprio di fianco vede il dirupo del tagliamento che lo separa dal fondo, saranno circa 200 metri, è lì che sta cercando di restare in equilibrio, perché l'unica cosa che lo sta ancora salvando è il grosso ramo di viburno che si è ancorato ad una radice di faggio e sta tenendo lui, il carro e il cavallo, perché non cadano giù. Piano piano, Siruk, torna indietro, torna sul sentiero e da lì finalmente discende, poi arriva a casa, è ancora tutto coperto di ferite ma è salvo, anche il cavallo sta bene, lo mette nella stalla, mette il carro. Quando sta per entrare in casa apre la porta, dietro di lui arriva la suocera, è tutta vestita di nero, si tiene una spalla dolorante, ha un segno rosso qui sul collo e piano piano gli sussurra con una voce gracchiante: non è finita qui, cavallante, non è finita qui. Na 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 pupin.
dal Sion, tu aiuta al ten la lum, a que da peones, ven que da trasas, la trombe cula pira, va sun tuneriven, fa suit, dormit, subit. La bella alla finestra canta su e giù, aspetta il fidanzato al canto del cucù. E il cucù, 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 e il cucù. Il cucù poi era un animale che era tenuto in molta considerazione, perché sembrava che il suo canto alla fine annunciasse molte cose. Infatti erano numerose le donne, le ragazze, che chiedevano al cucù di saper dire loro quanti anni mancassero al matrimonio e contando poi i vari cucù che sarebbero seguiti, ecco che poi loro avrebbero saputo quanti anni mancavano alla loro unione. E questa era una cosa che si faceva abbastanza spesso, come erano molte anche le forme di divinazione che si usava. C'erano i fagioli, c'erano ad esempio al solstizio d'estate, le ragazze andavano a dormire tenendo in mano una manciata di fagioli e poi a seconda di quanti fagioli fossero rimasti la mattina successiva avrebbero contato gli anni che ancora mancavano al matrimonio. E poi c'erano anche altri modi, altre cose che si narravano e si raccontavano, ad esempio che alla notte di Natale c'erano molte persone che pensavano che gli animali parlassero. Una di queste persone era sicuramente Tony, e Tony era una persona, diciamo, buona, gentile, ingenua anche, ecco. E mentre Manny era un signore che era piuttosto ricco, anzi era molto ricco, e si era fatto i soldi anche, diciamo, cercando di non essere proprio onestissimo verso i suoi compaesani. Era molto tirchio, ma veramente molto tirchio, e quindi ad esempio a casa non accendeva neanche il fuoco, non andava mai in osteria perché aveva paura di dover pagare da bere a qualcuno, andava raramente e cercava in tutti i modi comunque sempre di risparmiare. Però verso la metà di dicembre, a un certo punto, Tony, che spesso lo usava andare ad aiutarlo nei lavori della stalla, ecco che Tony arriva da lui e gli dice: senti Manny, io avrei un piacere da chiederti, è una cosa a cui ci tengo molto. No, fa Manny, i piaceri costano,
perché in ogni caso sicuramente se tu mi chiedi qualcosa io ci devo rimettere. No, non ti chiedo niente, non mi devi dare nulla, io non voglio niente, voglio solo chiederti un piacere, un'opportunità. No, sicuramente mi fai perdere tempo, il tempo è denaro, quindi alla fine vedi che io ci vado a rimettere. Ma no, dai, fammi solo questo piacere, io ti voglio chiedere questa cosa. Fammi andare alla notte della vigilia di Natale, fammi entrare nella stalla e fammi sentire se veramente a mezzanotte gli animali parlano. Manny si ferma un momento, il primo pensiero che gli viene è quasi quasi gli dico di sì, dopodiché la prima volta che ci troviamo in osteria comincio a prenderlo in giro e a ridere di lui e vedrai che belle risate ci facciamo. Allora, già pregustando questo suo piacere, dice a Tony: va bene, dai, ci vediamo qui alla notte del 24, arriva a mezzanotte meno un quarto, entriamo nella stalla di nascosto, però poi tu in cambio mi farai dei lavori l'anno prossimo, me li farai gratis perché è un piacere, si fa sempre in cambio di qualcos'altro. Sì, fa Tony, dai, fammi fare, è da quando sono bambino che voglio sentire se veramente gli animali parlano. Allora a mezzanotte meno un quarto si ritrovano lì quando già sentono la campana che sta chiamando alla messa di mezzanotte, i due entrano dallo sportellino nascosto della stalla dove poi avevano davanti tutta una barriera di legno, si siedono sul fieno e stanno lì zitti, mogi al buio e aspettano. Passa il tempo e ormai il quarto d'ora ormai sicuramente era lì per scadere, ma Manny non ce la faceva più, aveva un crampo a un ginocchio che non ce la faceva, stava per alzarsi, quando sentono rintoccare la mezzanotte e improvvisamente sentono una voce gutturale appena al di là della staccionata che dice: oh, se tu sapessi Santine, hai un mal con le chiadene che mi tai chi il quello, hai tutto un plai, Dio c'è malco hai. E poi un'altra voce che fa: oh, si chiale, io ho gli onguli così lunghi, ma così lunghi, che batta i classo, mi fanno un mal. E dopo che robe che non dà di mangiare sempre fraide vecchie, un fenat brutto lì che non fa dove sta mal. Oh, chiale, anch'io non posso poi un mal di pancia, un mal. E poi una terza voce: e quando venga a mongi? Tanti di che sbotti che non mi fa male in cima alle schene. Michael disi per plaisir spostiti noi, pam, pim, pum, per schene. Per un god di là, tanti di che sbotti che non dà. Poi un'altra voce ancora: ma dobbiamo stare contenti perché ormai mancano solo 3 giorni, fra 3 giorni Manny morirà e finalmente noi andremo in un'altra stalla che peggio di così non potrà essere e finalmente staremo meglio. A questo punto Tony piano si defila, prende e se ne va. Manny resta lì seduto e scopre veramente che nessuno gli vuole bene. Lui ormai i suoi figli non li vede più da anni perché non ha mai voluto vederli e non accettava neanche che venissero a trovarlo, neanche andava a trovarli per non portare regali. Persone, amici o amiche non ne aveva. Gente che gli volesse bene non ce n'era, ma addirittura gli animali lo detestavano e lo odiavano. È lì che comincia a piangere, si accorge di essere totalmente solo e quindi in questo pianto sfrenato si alza, esce di casa, esce dalla stalla, fa per entrare in casa ma si accorge che non c'è neanche il riscaldamento acceso, non c'è neanche la stufa accesa. E quindi l'unico posto caldo o comunque illuminato che in quel momento c'è è la chiesa. E si dirige verso la chiesa, entra in chiesa dove c'è tutta la gente che sta cantando, sta pregando, trova un posticino in fondo nell'ultimo banco e quelli che gli sono vicini subito si allargano e si allontanano. Lui resta lì, piange per tutta la durata della messa, la gente se ne va e lui piangendo torna a casa. E il giorno dopo la prima cosa che fa, va dalla sua vicina di casa e le strappa un biglietto, un impegno di denaro che questa le aveva firmato e che lui dopo 2 giorni, se lei non l'avesse pagato, le avrebbe portato via l'unico campo che aveva. Dopodiché va a trovare altri vicini di casa che gli dovevano dei soldi, strappa le cambiali, strappa gli impegni
addirittura riesce a trovare un posto, un panificio aperto e quindi prende dei dolci, li lascia davanti alla porta di casa di suo figlio per i suoi nipoti, perché sa che non l'avrebbero neanche fatto entrare, e poi se ne torna a casa e si accorge di essere più leggero, più sereno, più tranquillo, più contento. Torna a casa, accende il fuoco, si mette lì, sta per mangiare qualcosa quando sente bussare e c'è la sua vicina di casa che arriva lì con una torta e gliela regala. Il giorno dopo continua ancora ad andare in giro a chiudere tutte le cambiali, tutti gli impegni che aveva, e si sente sempre meglio. Passa dall'osteria e vede che la gente gli viene incontro, tutti che gli vogliono offrire qualcosa, tutti che lo salutano, e comincia ad essere veramente contento. Arriva al terzo giorno e ancora, ormai ha quasi finito di chiudere tutti i suoi conti e di rimettere tutti i soldi che lui avrebbe dovuto incassare, e li abbuona tutti. Arriva a casa alla sera e si sente veramente felice. Dice: peccato che ormai sia il terzo giorno, dovrò morire, ma questi 3 giorni sono stati veramente belli, mi sarebbe piaciuto vivere così. Il giorno dopo però si risveglia, dice: orpo, qui magari la mucca ha sbagliato di contare, vediamo. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, passano anche gli anni. Manny ha sempre vissuto in modo poi sempre generoso, gentile, ha sempre aiutato gli altri e ha vissuto anche in modo sereno per un bel po' di anni. Alla fine però è venuto anche il momento che lui passasse a miglior vita, e quando lui è morto la chiesa era stracolma di gente, e ancora adesso in un piccolo cimitero della Carnia c'è una lapide sbeccata perché l'ha fatta incidere il parroco, che quel giorno disse nell'omelia che Manny era troppo buono e Dio lo volle con sé.
Adesso ci avviamo verso la chiusura con ancora un racconto e ancora una canzone. E vi vorrei raccontare la storia del censimento, perché quando Elio me l'ha raccontata veramente mi è piaciuta molto. Ed è una storia che è assai curiosa, perché tutto comincia con il Padre Eterno che chiama suo figlio e gli dice: guarda, io è vero che vedo tutto e so tutto, però quando comincio a fare il conto di tutti quelli che siamo quassù, alla fine succede sempre qualcosa per cui mi perdo. Così a occhio dovremmo essere intorno ai 5 miliardi, ma io sicuramente non riesco a capire bene quanti siamo. Per cui adesso tu e San Pietro vi prendete un bel registrone e cominciate a segnarvi tutti quelli tutte le anime che sono qui in paradiso, e finalmente cominciamo a fare il punto di tutti quelli che siamo, perché cominciamo ad essere numerosi, anche se ultimamente cominciano ad essere già di meno quelli che salgono, però insomma siamo veramente tanti e vorrei capire quanti siamo esattamente. E allora Gesù Cristo e San Pietro cominciano a fare il giro. Allora Tunine, Sunte, Toni, Meni, anno di arrivo 1400, 1500 e via, cominciano a segnare tutto su questo registrone, vanno avanti. Ovviamente passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, passano anche un paio d'anni, finalmente sono arrivati a 3 miliardi 800 mila 700 e tanti, e via che vanno avanti. Però San Pietro veramente non ne poteva più. Guarda Gesù Cristo e dice: senti, io veramente sono stanco, sono qui tutti i giorni con questi numeri, tutti i giorni con queste anime, mi fanno male i piedi perché dobbiamo seguire questo, chiamare quello, fare quell'altro. Prendiamoci un momento di pausa, dai, almeno un momento di respiro. Va bene, fa Gesù Cristo, guarda, allora ti mando in missione un paio di giorni, dovresti scendere giù perché vedo che sta succedendo qualcosa ma non capisco bene, dovresti scendere giù un momento a guardare cosa sta succedendo in quel paesino. Ora Pietro va giù, tanto è sempre stato curioso e poi gli è sempre piaciuto scendere, allora prende la stradina, scende giù e scende in un paesino della Bassa Friulana che si chiamava Fascine. Arriva in questo paesino, non è neanche sceso a terra, che già comincia a sentire tutta una serie di bestemmie, improperi, offese, la gente litigava per tutto. Ai semafori, gente che passava col rosso e si arrabbiava con quello che era ancora fermo o che stava per uscire. Se qualcuno cercava di attraversare quasi rischiava di essere investito, gente che correva di qua, bestemmiava di là, urlava laggiù, gridava. Era tutta una grande confusione, era tutto un disastro. La chiesa ormai era chiusa, si vedeva che era lì mezza distrutta, era diventato un magazzino, non c'era più assolutamente niente, neanche l'altare dentro, il campanile che era tutto sbeccato, ma soprattutto questa gente che litigava dappertutto, era un disastro, un vero disastro. A questo punto San Pietro scende, si guarda in giro 10 minuti, ma proprio non ce la fa a sopportare perché sono bestemmie inenarrabili, sono delle cose veramente assurde e assolute. Allora a questo punto ritorna su e dice, va subito da Gesù Cristo e dice: guarda, devi fare qualcosa subito. Laggiù è un vero disastro, ma è gente che sta distruggendo il mondo, sta distruggendo loro stessi, le loro anime sono sicuramente tutte perdute. Se questo male dilaga, se questo male si allarga, vedrai che quassù non arriverà più nessuno, noi resteremo tutti disoccupati, perché se si allarga questa cosa, guarda, non li fermiamo. Fai qualcosa, vai giù, vedi tu. Pazienza, Pietro, devi avere pazienza. Le cose col tempo si aggiustano, la gente capisce, devi pazientare. Ma no, devi vedere, era un disastro, ma bestemmiavano, dicevano di quelle cose che erano inascoltabili. No, Pietro, tu adesso devi pazientare, riprendiamo il nostro censimento e vedrai che comunque le cose si mettono a posto. Ricominciano ancora 3 miliardi 800 e via che 800 milioni 700 mila 4 miliardi e via che vanno avanti. Passano ancora un po' di settimane, ma sempre Pietro continuava a battere, ma devi fare qualcosa. Gesù Cristo, vai giù, ma vai a vedere che roba è. Tuo padre secondo me è un po' distratto ultimamente, ma non vede queste cose, è un disastro assoluto, fai qualcosa. E via che va avanti così per mesi. Passa un altro annetto, hanno già passato i 4 miliardi di presenze e a un certo punto Gesù Cristo dice a Pietro: buon Pietro, dai, fatti un'altra vacanzina, torna giù un momento ancora a Fascina a dare uno sguardo. No,
No, io là non ci torno, ma neanche, ma guarda, assolutamente no. Se vuoi ti faccio ancora il censimento per un paio d'anni, ma io laggiù non ci torno. Se non ci vai perché io ti chiedo di andarci, ci andrai perché te lo ordino. Quindi prendi e vai giù a vedere cosa sta succedendo. Sono passati ormai 2 anni ed è bene che tu vada a guardare. Allora San Pietro scende giù e quando è ancora in alto e non ha ancora toccato terra, sente laudi che salgono, gente che prega, tutti contenti, tutti gentili, scende a terra e la gente tutta un permesso, mi scusi, buongiorno, tutto un saluto, va in osteria e c'è scritto qui non si vendono bevande alcoliche, chi gioca a carte deve assolutamente mai bestemmiare, mai offendere, mai dire assolutamente nulla. Si mette a giocare anche lui tutto contento col suo chinotto davanti. A un certo punto entra il prete, de fantas, veso il rosario lì con vuotis, dai, che facevo un rosario, su, tutti insieme. E tutti insieme cominciano a pregare. Pietro contentissimo, ma veramente felice. A un certo punto si ferma anche più di quanto dovuto, tant'è vero che un angelo viene giù a chiamarlo e dice, senti, c'è Gesù Cristo che mi ha mandato giù a chiamarti, perché cosa stai facendo ancora qua? Ah, no, scusa, mi ero distratto, andiamo, sale su e via che va da Gesù Cristo e dice, guarda, finalmente laggiù è tornata la pace, tutto è sereno, sono tutti buoni, gentili. Ma com'è successo? Che cosa hai fatto? Certo di fa, anche si scugne, urai mandà delle peste.